Allora ragazzi, una ricettina veloce veloce, la zucchina ci sta, il salmone ci sta, e il formaggio, lo sta che il formaggio, hai dato. Hai dato il formaggio. Hai dato il formaggio. Già mi immagino in lamentele tutto quanto. A scadenza è 02. 6, oggi è 03. Ma io ci dico che sei 03. Allora sta avanti. Due formaggini, ciao, fa una crema. Voilà. Sulla calci? Luca, sul mobile di Lilu. Allora, formaggio l'hanno pigliato. Pure che sta tocca la vascia che ride. Ah, mon Dio. Ah, cipolla ci sta. Io ma la cipolla rossa, non mi piace più assai. Il vino è fonduto. Andiamo, oh, il vino niente più. L'acqua ci sta, la pasta ci sta. Allora, la primissima cosa che noi andremo a fare sarà friggere le nostre zucchine. Poi ci tagliamo un po' di cipolla. Voilà. Poi prendiamo il formaggio, lo squagliamo con un po', che già metto, un po' d'acqua. Lo fondiamo. Sì, lo fondiamo e lo aggiungiamo con il salmone. Così dopo alla fine possiamo aggiungere con tutte le zucchine la cipolla. Allora, la cipolla l'abbiamo tagliata. Le zucchine l'hanno mais. Mi facciamo prima friggere un poco, no? Le zucchine. Poi ci schiattiamo la cipolla. Allora, un'occhiata a sto salmone, è troppo colorato. È buono. Sì, è proprio affumicato, però, cioè si sente proprio l'affumicatura. Speriamo che è buono. Comunque, la data di scadenza quando è? 13/06 2019. Vabbè, stanno tra 10 giorni scatta. Vabbè, mo lo facciamo a pezzettini. Sciogliamo il nostro formaggio in una pentolina a parte e ci schiattiamo il salmone. Voilà. Le zucchine si sono cuocate. Ora togliamo un po' di olio da dentro, altrimenti diventa troppo troppo vuoto. Guarda, vuoto. Adesso in questa pentolina andiamo a sciogliere il formaggio con un po' di acqua di brodo che sto facendo a Elio. Approfittiamo prima che esce. Voilà. Ovviamente abbiamo aggiunto anche le cipolle, ma scusate per dire. Possiamo fare proprio giusto un minutino perché a me piace mangiarla la cipollina. Voilà, giusto un minutino che appassisce. Voilà, si diventa dorata di colore oro. Voilà, poi ci schiattiamo un po' di sale e un po' di pepe. Voilà. È buono. Allora, poi lo mettiamo sul fuoco, abbassiamo la fiamma ovviamente e ci pigliamo giusto un po' di burro. Aspetta.
Facciamo diventare una crema. Voilà. Nanti diventare proprio una crema. Poco cosa da sci. Facciamo sciolto e ci schiattiamo il salmonando. Voilà. E poi pigliamo tutte cose e lo schiattiamo là. Voilà. E mescoliamo tutte cose e poi mettiamo l'acqua e voilà. E facciamo la pasta. Voilà. Ovviamente non aggiungiamo sale, considerato che il salmone è già di per sé salato. Guarda che sta diventando una ricotta. Tentiamo. Nella vita bisogna tentare. Ora ci schiattiamo un altro formaggino, no? O alla fine, no? No, un po' che sale solo. Voilà, abbiamo messo pure l'acqua alla pasta. Non ci schiattiamo che sta in perché. Ora ci pigliamo un po' che anice, no, un po' che il timo limonato, un po' che prezzemolo. Sembra il vomito dopo una mangiata di fasolare. Voilà, abbiamo aggiunto un po' di timo limonato. Adesso gustiamo di sale per vedere se va bene. Vediamo un po'. E insomma, no, non capo. Ci schiattiamo un altro formaggino in. Tanto che le cavera la padella, molto sfoggiata. Allora, ho detto come si scioglie. A poco più sapore. Voilà. L'acqua si sta... Ah, facciamo la tagliatella. È tempo, non si mette in... A più tardi. Mamma mia ragazzi, per tenere lento è proprio buono. Voilà, la tagliatella l'abbiamo messa. Andiamo a fare quei 4 minuti di cottura. Aggiungiamo un po' di acqua. No, Dio, scoppierà! Voilà! Possiamo mettere già dentro, ci schiattiamo là. Così tengo pure l'acqua ancora la pasta. Così facciamo oggi e stasera. Penso non si mette a cucinare 2 volte. A sporcare, fa! Voilà! Passiamo sulla padella sul fuoco grande, qua spegniamo.
Un po' profumo. Un po' powder. Ragazzi, piatto terminato. Buon appetito a tutti. E che su cazzo mangiamo stasera? Così non mangiamo altro. Ciao ciao a tutti. Magnifico. Ci vuole sempre la mano. Potete essere chi volete voi, ma se non avete le mani, riuscite a fare niente.